successo, noi vorremmo sentire, perché c'è una disaffezione verso la politica in questo momento che parte dal governo nazionale, quindi immaginiamoci nel locale, quindi ci piacerebbe sentire proposte, cose concrete e cose che si potranno poi vedere tranquillamente, senza dire io ho fatto sinistra, destra, quello Perfetto, che è. Andiamo alla domanda. La domanda è questa, io lavoro nell'ambito del commercio, volevo sentire da entrambi i candidati cosa ne pensano di tutti questi centri commerciali che sono nati, che stanno nascendo su Catanzaro. Catanzaro ha una popolazione di circa 100.000 abitanti, per quello che so io, potrò sbagliare di 10.000, 5.000. Ci stanno più centri commerciali che abitanti. Perché si crea questo tipo di situazione che distrugge la piccola imprenditoria e i piccoli commercianti? La gente non ha più soldi da spendere, quindi non andiamo a far nascere nuovi centri commerciali, creiamo sviluppo nel terziario, lavoriamo sull'energia alternativa, sulla differenziata, su questo tipo di operazioni che serviranno per il futuro sia dei nostri figli e sia proprio del Grazie alla telefonata. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, chi è? Sono Elio. Elio, da dove chiami? Da Catanzaro. Sì. Possiamo sapere il quartiere, la zona? La zona è Materdomi. Materdomi, prego. Allora, io volevo dire delle cose velocissime. Non faccio una domanda perché ci sono tantissime telefonate. Allora, la prego. La prima è che io in questa trasmissione non ho sentito parlare di una cosa fondamentale. Sì. I giovani. Dei giovani non se ne è parlato per niente. Quindi giovani e lavoro? Giovani e lavoro. I giovani è il problema della disoccupazione, perché io sono padre di 2 figli che sono disoccupati, ma non ho sentito parlare per nulla. L'unico monito che posso dare è al dottore Scalzo, che tempo fa li ha presi tutti in blocco e li ha fatti scendere in piazza come simbolo di una ricrescita della città. E poi sono 40 anni che io vivo in questa città, l'ho vista sempre andare indietro. Qualsiasi sia stato il sindaco, al di là di Abramo, al di là di tutti gli altri, la città è diventata un rudere. Basta camminare su Corso Mazzini per vedere in che stato siamo. E poi un'altra cosa, e chiudo, è la prima volta che sento parlare del problema dei nomadi, addirittura dare il lavoro ai nomadi. Quando noi abbiamo dei giovani disoccupati in casa, dobbiamo pensare ai nomadi che ammazzano, che uccidono. Sapete che c'è stato un processo da poco, dove addirittura hanno dato 10 anni a uno e 20 anni a un altro per aver ammazzato un giovane come i nostri figli. Adesso abbiamo sentito stasera dal signor Abramo: diamo il lavoro ai nomadi. No, ascolti un attimo, io rispondo io in merito a questo problema legato ai nomadi. Allora dovete decidere cosa volete. Abbiamo una città che, come diceva lei, vicina ai 100.000 abitanti, che ha un problema. Se vogliamo mettere le bende e far finta che non esistono, va bene. Allora abbiamo una città dove si spaccia droga, comandano il territorio, ve lo dico a parole più semplici, spesso tormentano, come dice lei, i nostri figli, ma ci sono anche quelli che vogliono lavorare e trovare una soluzione al problema. È un problema serio questo dei nomadi, non possiamo far finta di niente, perché se facciamo finta di niente vogliamo sorvolare il problema, ma il problema esiste, ordine di sicurezza, ma poi anche tante famiglie che vorrebbero uscire fuori da un sistema, da uno schema difficile. Allora, se lei vuole che noi non ne parliamo, visto che ha detto bene, lei ha detto bene, guardi, lei ha detto bene, non se n'è mai parlato e per la prima volta una trasmissione tira fuori un problema che esiste e lo sa il prefetto Reppucci, che io saluto, lo sa il questore di Catanzaro, lo sanno le forze dell'ordine, lo sanno quei cittadini che lo vivono sulla pelle, che vivono anche in un territorio difficile dove vivono accanto ad alcune famiglie di nomadi che vogliono vivere normalmente, altri che non vogliono vivere, però facciamo finta di niente, va bene, però il problema esiste, è una pressione altissima che voi vivete sulla pelle. Io sono reggino di origine, vivo a Catanzaro da 17 anni e ringrazio questa città che mi ha accolto alla grande, però è un problema grave che bisogna risolvere per il futuro di tutti i figli, belli o brutti, col colore o senza colore, sono sempre dei figli. Poi alla fine è normale che io sono d'accordo con lei che dice ma qui c'è il lavoro che manca per il 50% dei giovani calabresi, figuriamoci se possiamo pensare a gente che non viene integrata o che non vuole integrarsi in un contesto sociale. Ma gente che uccide pure lì, no? Guardi, lei sta parlando,
Guardi, lei sta parlando con una persona che è andata sotto casa dell'assassino, è andato dentro il quartiere dei nomadi, sono entrato lì dentro, sono entrato con le telecamere, ho chiamato le mamme dei nomadi che hanno accolto Polimeni con educazione e con rispetto, ho parlato con queste mamme, gli ho detto fate finta che questo ragazzo era vostro figlio, è normale quello che è successo, hanno detto la Pobbia, hanno condannato il caso e io, e c'era il mio operatore, un certo Gabriele, che noi salutiamo, e annunzia che ha detto è la prima volta che io entro dentro questi quartieri con le telecamere, e sono entrato io e ho parlato con queste mamme e hanno detto che è una cosa grave quella che è avvenuta, quel ragazzo è stato condannato e ha fatto un errore, vogliamo che queste cose non accadano più, ne dobbiamo parlare. Non mi pare che sia stato condannato come doveva esserlo. Sarò d'accordo con lei, però dobbiamo parlarne, non possiamo fare finta di niente, perché quando li incontrate sulla strada, quando vedete il problema che vivete e quando lo vivete con angoscia, perché lo vivete con fastidio, non potete andare avanti in questa maniera, dobbiamo affrontarlo il problema. E io sono d'accordo, io andrò prossimamente dentro i centri dove vivono, voglio capire cosa sta accadendo e ve lo farò vedere dentro la televisione. Prossima settimana io ci vado con le telecamere e voglio parlare con tutti loro e poi vi farò vedere a voi le immagini, così capiamo, perché così eventualmente lo affrontiamo seriamente il problema. Posso essere d'accordo anche con lei, ma dobbiamo affrontarlo a viso scoperto questo problema. Grazie della telefonata. Pronto? Scusate, ma io vivo il problema del territorio, quindi prego. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Francesco, chiamo da Gagliano. Prego Francesco, la domanda. Allora, una domanda, visto che siamo in tempo di Molinari, avevo qualche infarinatura da fare ai signori presenti qua, al signor Abramo e al signor Roscalzo. La domanda? Allora, la domanda, io sono un cittadino diciamo indignato di questa città, visto le precedenti cose, perché hanno dilaniato questa città, da anni è stata dilaniata e facciamo sempre finta di non sapere niente. Io volevo chiedere una cosa al signor Abramo, che è stato sindaco per tanti anni a Catanzaro. Signor Abramo, si è chiesto qualche volta come mai a Gagliano c'è un campo che sono stati sperperati miliardi quando c'era la lira, miliardi. Campo di calcio? Il campo di calcio. Si è mai chiesto come mai un ragazzo non ha mai dato un calcio ad un pallone? E là dentro ci sono rovi, lichemi, topi e quant'altro, spazzatura e tutto di più. Grazie alla domanda. Andiamo un'altra. Pronto? 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 Buonasera, prego, la domanda. Da dove chiama? Da Catanzaro Lido chiamo. Catanzaro Lido. E lei, il signore? Pensavo di aver sbagliato trasmissione, francamente, qualche minuto fa, perché pensavo che ci fossero 3 candidati nello studio, invece sono 2 i candidati a sindaco. Perché? Perché ho visto che il dottor Polimeni si è, come il suo solito, si è espresso sì, con la sua nota loquacità sulle questioni delle problematiche della città. Sì. Però prendo atto che i candidati sono 2, li saluto tutti e 2, facendo una piccola osservazione. Sì. Sì. All'amico Polimeni, sì. Non si può lasciare lo studio senza il moderatore, lasciando al sindaco, guardi, spieghiamo un attimo questa cosa. Le spiego. Io mi metto da questa parte perché ogni volta il moderatore non può lasciare uno dei 2 candidati a fare un comizio per 20 minuti. Aspetti un attimo. Le farò dire quello che vuole e non la taglierò mai. Allora io mi scusi, guardi, io mi metto a favore, lo sanno tutti e 2 i candidati a favore, perché devono guardare me perché inquadra la telecamera e quindi mi metto da parte. È uguale, poi mi sposto dall'altra parte. Non ho il problema, Lino, non ho il problema. Lo faccio così. Lino, non ho il problema di vedere se il moderatore sta di fianco, in mezzo. Ho solo assistito al fatto che per 20 minuti, almeno mezz'ora fa, per 20 minuti il candidato Sergio Abramo ha avuto la possibilità di fare un comizio da solo senza Posso rispondere? Mi scusi, siccome c'è Scalzo che adesso qui ascolti, siccome lei è a casa mia ed è ospite della mia trasmissione, io la farò parlare e gli farò dire quello che vuole, non la taglierò mai, però lei deve ascoltarmi. Qui ci sono 2 candidati, io ho chiesto dal primo momento, preferisco che diventi un dibattito, non un monologo, in questo caso
pausa, come dice il signore, e Scalzo può intervenire quando vuole, può interrompere il suo interlocutore che è il candidato a sindaco Abramo, e quindi chi è più bravo poi alla fine emerge. Mi scusi, chi è più bravo emerge. Siamo persone vaccinate tutti quanti. Prego. Siamo tutti persone vaccinate, ha capito? Adesso se mi fa fare le domande ai due candidati, io vorrei solo e brevemente, visto che ha fatto fare un comizio a Correggia prima... Non l'ho fatto no, guardi, insiste lei. Lei se lei chiama in diretta in questo momento e questi due signori gratuitamente sono ospiti della nostra emittente... La ringraziamo che fa le cose gratuite. Gratuitamente sono ospiti della nostra trasmissione, sono perché vogliamo trasmettere un dibattito libero, democratico, aperto a tutti. Perfetto, poi chi è più bravo prende... Guardi, la televisione è fatta di immagini e di consensi. Lei ha avuto l'impressione... E lei lo sa benissimo e la sa utilizzare bene. Grazie, io ci vivo con la televisione e faccio vivere anche tanta altra gente, perché grazie alle aziende che ci sponsorizzano possiamo ospitare i candidati a sindaco. Adesso guardi, mi fa fare le telefonate. Benissimo. Le domande. Ok, allora, io volevo solo brevemente rivolgermi al candidato Sergio Abramo. Di nuovo lo fa parlare? Come? Lo fa parlare di nuovo? Sì, si rivolga a Scalzo! Perché fino adesso, anche con il suo contributo, il sindaco candidato Abramo ha potuto fare, così come diceva il telespettatore di prima, di parlare delle cose passate. Io invece vorrei solo parlare delle cose attuali e delle cose future, delle prossime cose. Io penso che avrebbero il diritto i cittadini catanzaresi, caro candidato a sindaco Abramo, di capire e di sapere le vere motivazioni per cui il suo collega di partito Traversa, dopo 8 mesi, con un consenso elettorale del 78% delle liste, del 61% personali, si dimette. Perché parlare ai catanzaresi... ma lei è il candidato! Scusi, ma lei è il candidato che è stato ospite della mia trasmissione! Chi? Lei è un candidato della sinistra che è stato ospite... Come no, la riconosco dalla voce! Lino Polimeni, lei è un candidato della sinistra che è stato ospite del mio programma! No, riconosco in questo momento la voce, mi dispiace di lei che sta facendo... Mi dispiace! Io sono Antonio Tarantino, non sono candidato con nessuno! Ok, ho confuso la voce. Le chiedo scusa, perfetto. Prego. Allora, stavo dicendo che i cittadini catanzaresi avrebbero il diritto, proprio quelli che hanno votato le liste che hanno sostenuto Traversa 8 mesi fa, dando a Traversa il 78%, avrebbero il diritto di capire quali sono le vere motivazioni per cui Traversa si dimette. E poi io penso che Sergio Abramo dovrebbe avere anche la cosa di spiegare ai cittadini come farà a governare con quegli stessi personaggi che hanno costretto Traversa a dimettersi, che avevano costretto gli stessi personaggi a Traversa a votare nel 2006 al ballottaggio Olivo, perché Traversa non poteva votare quei personaggi candidati in quelle liste che sostenevano allora Franco Cimino, se si ricorda il sindaco. Poi l'altra cosa, che è la cosa più importante che ho sentito stasera da parte di Abramo, cosa intende fare su Giovino, visto che ha detto lei personalmente che sulle questioni, sul turismo non si crea lavoro. Cosa intende fare su Giovino dopo che le 7 lottizzazioni da lei approvate nel Consiglio Comunale di Catanzaro, sono state bocciate da Olivo? Qual è il progetto che ha lei su Giovino? Grazie. Un'ultima cosa, che è una cosa importantissima. Il monologo lo fa lei ora. Carolino, sul PSC vorrei domandare ai due candidati se pensano Abramo di poter rifare il PSC come ha fatto 8 anni fa, 9 anni fa, il piano regolatore che a Catanzaro è stato fatto prima volta nella storia di questo paese da un commissario ad acta, perché lui e il suo consiglio comunale non sono stati capaci di approvare il piano regolatore comunale. Bene, grazie. Per ultimo, scusi, lei ha fatto 6 domande. Grazie. Allora, volevo chiarire un punto, guardate ragazzi, io ve lo dico, scusate che vi ho chiamato ragazzi. Grazie. Allora, premesso, lo chiariamo subito Salvatore, perché i telespettatori sono lo specchio e poi giudicano loro la trasmissione. Se vogliamo andare avanti con questi dibattiti, noi li faremo
fino a che si andrà a votare il 6-7 maggio. Io sono talmente trasparente